Un muro sanitario, una barriera di protezione fra l'altopiano dei 7 comuni e la pianura per poter gestire al meglio l'emergenza coronavirus. La chiedono i sindaci e i cittadini dell'altopiano, che mirano a trasformare tutta l'area in una zona rossa, in cui abbattere il numero dei casi, studiarne la diffusione e anticipare i tempi della crescita zero del virus. Visto anche gli esiti che ci ha dato il modello scientifico di Vo, legato al fatto che in queste ultime 2 settimane l'altopiano ha monitorato tutti gli accessi per quanto riguarda le vie principali, creando di fatto una sorta di normalizzazione e stabilizzazione delle presenze in altopiano stesso, creando come una sorta di barriera naturale a protezione della nostra cittadinanza, visto anche quanto la Regione sta programmando in termini di tamponi da effettuare su tutta la cittadinanza. Da buoni padri di famiglia, in primis abbiamo la salvaguardia e la tutela della salute e del benessere di tutta la nostra cittadinanza dell'altopiano. L'obiettivo è anche quello di chiudere prima possibile la guerra con il virus, in modo da mettere le attività ricettive e turistiche nelle condizioni di poter riaprire quando l'emergenza finirà. Di fatto, attuando questo progetto test, potremmo effettuare i tamponi a tutta la nostra cittadinanza, di fatto separando i positivi dai negativi, e attraverso la sorveglianza attiva con le istituzioni e i parenti dei positivi arrivare veramente ad un monitoraggio deciso e perentorio, che di fatto creerebbe le condizioni per accorciare i tempi di sanificazione del nostro altopiano ed arrivare magari anche alla normale attività socio-economica dei nostri operatori qui sul nostro meraviglioso territorio.